anzi chi sostiene che non esiste nessuna verità, aprendo così la strada allo svuotamento dei concetti di bene e di male e rendendoli addirittura intercambiabili. Mi hanno detto che nella cultura sarda c'è questo proverbio: meglio che manchi il pane piuttosto che la giustizia. Un uomo in effetti può sopportare tutta la nostra umanità ed è contemporanea ad ogni uomo di ogni epoca. Questa realtà tipicamente cristiana è una grazia stupenda. Stando con Gesù, frequentando Gesù come un amico nel Vangelo e nei sacramenti, voi potete imparare in modo nuovo ciò che la società spesso non è in grado di darvi, cioè il senso religioso. E proprio perché è una cosa nuova, scoprirla è meraviglioso. Quando la sperimenta, l'anima esclama, come ha fatto Sant'Agostino: tardi ti ho amato, bellezza così antica e così nuova, tardi ti ho amato. Possa ognuno di voi riscoprire Dio quale senso e fondamento di ogni creatura, luce di verità, fiamma di carità, vincolo di unità, come canta l'inno dell'Agorà dei giovani. Siate docili alla forza dello Spirito. È stato Lui, lo Spirito Santo, il protagonista della giornata mondiale della gioventù di Sydney. Egli vivrete in pienezza donandola per amore. Non sarete più attaccati ai beni materiali, perché sentirete dentro di voi la gioia di condividerli. Non sarete più tristi della tristezza del mondo, ma proverete dolore per il male e gioia per il bene, specialmente per la misericordia ed il perdono. Non penserete che se è così, se abbiamo scoperto realmente Dio nel volto di Cristo, non penserete più alla Chiesa come ad una istituzione esterna a voi, ma come alla vostra famiglia spirituale, come la viviamo adesso in questo momento. Questa è la fede che vi hanno trasmesso i vostri padri. Questa fede voi siete chiamati a vivere oggi in tempi ben diversi. Famiglia, formazione, fede. Ecco, cari giovani di Cagliari e dell'intera Sardegna, anch'io come Papa Giovanni Paolo II vi lascio queste 3 parole, 3 valori da fare vostri con la luce e la forza dello Spirito di Cristo. Nostra Signora di Bonaria, patrona massima e dolce Regina dei Sardi, vi guidi, vi protegga, vi accompagni sempre. Con affetto vi benedico, assicurandovi un quotidiano ricordo nella preghiera. Grazie a voi tutti.